Benvenuti a un'altra puntata di Linea Diretta, il nostro spazio dedicato al territorio, dedicato all'approfondimento, all'informazione, al racconto del nostro territorio. E a proposito di informazione, la puntata di oggi è particolarmente importante perché? Perché andiamo proprio a informare i cittadini, a informare l'utenza su un tema che è particolarmente sensibile, su cui insomma gli utenti sono particolarmente sensibili: la sicurezza e soprattutto la qualità dell'acqua potabile. Un tema, un argomento su cui ETRA investe molto, sia per il monitoraggio che proprio per garantire alti standard qualitativi e di sicurezza, e noi ne parliamo in compagnia della dottoressa Barbara Lovisetto, che è la responsabile del laboratorio di ETRA. Intanto benvenuta nel nostro spazio di approfondimento e dottoressa, siccome i temi sono tanti, io direi di partire subito con la prima domanda, che è un po' una domanda generica: da dove ETRA preleva l'acqua potabile? Allora, preleviamo l'acqua potabile dal nostro territorio. Abbiamo circa 120 punti di presa, una quarantina di sorgenti o sistemi sorgentizi e un'ottantina di pozzi. Ovviamente i sistemi sorgentizi sono di diversa portata, passiamo da piccole sorgenti di pochi litri al secondo a importanti sorgenti di 200-300 litri al secondo di erogazione. E poi abbiamo tutta la fascia di pozzi, e ovviamente sono collocati nel territorio secondo la conformazione del nostro territorio. Le sorgenti saranno ovviamente nella parte dell'altopiano e nella parte della pedemontana, e i pozzi nella parte di pianura. Ci tengo a precisare, visto che parliamo proprio da dove viene l'acqua, se ognuno di noi può scegliere a quale acqua bere nell'acquedotto. Ecco, in questo caso non si può, ovviamente noi eroghiamo nell'acquedotto l'acqua che troviamo nel territorio, quindi la qualità dell'acqua, pur buona in tutto il territorio, non è uguale. La qualità di acqua sorgiva ha una sua caratteristica che è diversa da quella di pozzi di pianura, di cui parleremo in seguito sicuramente. Assolutamente, e siccome il tema principale di questa puntata ruota attorno al concetto, all'importanza di determinare e di garantire alti standard di qualità dell'acqua, la qualità dell'acqua erogata che caratteristiche ha? Come andate anche un po' a definire il tutto? Allora, la qualità dell'acqua erogata è buona e risponde ai requisiti della normativa vigente per le acque destinate al consumo umano. La normativa, tra l'altro, è recentissima, è uscito in febbraio il decreto legislativo 18 del 2023, in vigore dal 21 di marzo, e quindi anche la normativa che regolamenta questo settore è veramente al passo con i tempi. Recepisce i limiti europei che sono stati stabiliti secondo le conoscenze scientifiche e secondo studi sperimentali, con i principi di massima precauzione per l'utilizzo dell'acqua in sicurezza nel consumo quotidiano per tutta la durata della vita. Ecco, questo a dirvi che i limiti di legge che vengono fissati sono assolutamente cautelativi perché si possa consumare l'acqua in sicurezza per tutta la durata della nostra vita. Ecco, l'acqua che noi eroghiamo risponde a tutti i requisiti di norma, e ci tenevo a precisare, perché poi quando gli utenti ci chiamano spesso ci fanno questa richiesta, no? L'acqua potabile è un'acqua distillata? No, l'acqua potabile è un'acqua che contiene delle sostanze nutritive. Per essere potabile l'acqua deve essere priva di sostanze contaminanti, priva ovviamente di organismi nocivi per la salute, però deve avere un contenuto importante di sali minerali e oligominerali. E questo è importante alla stregua degli altri alimenti. L'acqua è a tutti gli effetti un alimento, quindi è importante che contenga il calcio, il magnesio e gli altri oligominerali, così come tutti gli alimenti, e il nostro corpo è in grado di assorbirli esattamente così come fa per tutti gli altri alimenti. Relativamente all'acqua del nostro territorio, oltre al fatto che rispetta i requisiti, volevo dire anche che è proprio buona, e lo dimostra il fatto che noi la emettiamo in rete senza effettivamente un vero e proprio trattamento. Nel territorio, a seconda della conformazione dell'acquedotto, dello sviluppo della rete, immettiamo l'acqua in rete così come la peschiamo dalla falda, oppure con un minimo trattamento di disinfezione a base di ipoclorito di sodio ad uso alimentare, che ci serve solamente a garantire la qualità microbiologica dell'acqua.
Come vi dicevo, in alcuni tratti della rete non facciamo neanche questo, in alcuni tratti mettiamo solo un po' di ipoclorito. Abbiamo un unico e vero e proprio impianto di potabilizzazione, come si chiamano da noi per gli addetti ai lavori, sull'altopiano di Asiago per un'unica sorgente. Ecco, per la restante parte del territorio veramente la qualità dell'acqua è così buona che possiamo portarla nelle vostre case senza grossi trattamenti. Ci tengo a dire anche che arriva nelle vostre case in tempi molto rapidi, a seconda del quanto lontani siete dalla fonte di approvvigionamento, nel giro di un paio d'ore, al massimo nell'arco della giornata, l'acqua che noi pompiamo arriva al vostro rubinetto. E questo è secondo me anche uno dei motivi per cui conviene scegliere l'acqua del rubinetto quando si beve. È pescata e effettivamente immediatamente distribuita. Quindi insomma nessun trattamento o comunque il minimo indispensabile per garantire appunto qualità e sicurezza. Possiamo dire che l'acqua potabile non teme la concorrenza dell'acqua che si trova sugli scaffali del supermercato. Non temiamo la concorrenza. E non volevo entrare nel merito del confronto acque potabili e acque minerali perché è un tema sempre spinoso, ma peschiamo nelle stesse fonti. Insomma, chi è del nostro territorio sa che nel nostro territorio ci sono anche delle importanti marche di acque minerali. Prendete l'etichetta dell'acqua minerale, confrontatela con i dati analitici che trovate sul sito di Etra relativamente all'acqua di casa vostra. Vedrete che se li confrontate sono assolutamente comparabili. E adesso parliamo però di controlli, perché abbiamo detto che non vengono effettuati dei trattamenti, quindi insomma questo garantisce ulteriormente la genuinità dell'acqua erogata, ma sui controlli Etra come agisce? Che tipo di controlli vengono fatti? Allora, l'acqua dell'acquedotto viene controllata anzitutto da noi attraverso un piano di controlli che è stato impostato sulla base dell'analisi del rischio e delle caratteristiche delle fonti e della rete di distribuzione. Facciamo una serie di controlli mirati alle fonti per capire la qualità dell'acqua che preleviamo, facciamo una serie di controlli lungo la rete di distribuzione e sui serbatoi per verificare che non vi siano contaminazioni dell'acqua dovute allo stazionamento nei serbatoi piuttosto che al percorso lungo la rete. Controlliamo quindi sia i contaminanti chimici e microbiologici che possono venire dall'ambiente, dalle contaminazioni che potrebbe esserci a livello industriale o del territorio, e però controlliamo anche tutte le cessioni dei materiali. Oltre a noi controlla l'acqua potabile anche l'USL del territorio con un controllo assolutamente indipendente. Hanno un loro piano staccato dal nostro, vanno indipendentemente lungo la rete di distribuzione, nelle scuole, nei punti di prelievo che si sono individuati secondo una pianificazione loro, e anche loro controllano la qualità, quindi è un doppio controllo. Oltre a questo ci tenevo a dire che ricerchiamo tutti i parametri previsti dal decreto 18 del 2023 e però cerchiamo anche dei parametri aggiuntivi che teniamo monitorati secondo quelle che sono le informazioni che ci vengono dal mondo della scienza. Abbiamo una serie di collaborazioni importanti con le università, con l'Università di Padova, con l'Università di Brescia, con alcuni istituti di ricerca sul territorio nazionale e il CNR, per tenerci anche aggiornati su quelle che sono le evoluzioni sia dei nuovi parametri ma anche delle metodiche analitiche e delle tecniche di indagine. Avrete capito quanto importante è anche conoscere come viene garantita la qualità dell'acqua potabile che tutti noi beviamo, insomma cercare anche di capire la filiera, la dinamica che porta all'analisi, al confronto e appunto al mantenimento di questi standard di qualità e di sicurezza. E proprio per questo adesso entriamo un po' più nello specifico, perché cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori come Etra riesce a garantire la qualità dell'acqua erogata. Allora la garantiamo anzitutto attraverso la professionalità, l'esperienza e la passione personale nel servizio di acquedotto, e attraverso tecnologia e attraverso il sistema più evoluto di gestione che è stato sviluppato dagli organismi competenti, che è il piano di sicurezza dell'acqua. È uno strumento che è stato introdotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità all'inizio degli anni 2000, che è stato poi recepito a livello nazionale con delle linee guida specifiche dall'Istituto Superiore di Sanità e che Etra ha iniziato a implementare dal 2013. Cos'è il piano di sicurezza dell'acqua? Il piano di sicurezza dell'acqua è uno strumento che si basa sull'analisi del rischio di quelli che sono gli eventi pericolosi che potrebbero accadere all'acqua da quando la preleviamo alla fonte fino a quando la distribuiamo al contatore.
valutiamo quali eventi possono accadere, quali sono le misure di controllo che possiamo mettere in atto perché questi non accadono e quali sono anche le opere che eventualmente potrebbero essere fatte per evitare, prevenire o correggere queste situazioni prima che l'acqua vada in distribuzione. È uno strumento altamente concettuale, mi sento di dire, per la sua prima parte, ma altamente operativo per quelli che sono gli sviluppi, perché andiamo da quella che è l'analisi del rischio a quelle che sono le procedure operative dell'operaio che deve intervenire sulla rete. Quindi partiamo da quella che è l'analisi della situazione che potrebbe arrivare e per andare a definire qual è il comportamento. Quando abbiamo adottato questo piano abbiamo cambiato il nostro modo di allestire i cantieri, il nostro modo di acquistare i materiali, il nostro modo di fare le operazioni di manovra in rete, di gestire la pulizia delle vasche. Ecco, arriva veramente al dettaglio anche di tutti quelli che sono quegli strumenti in linea che mettiamo per garantire il controllo di processo. Qui vorrei fare proprio una puntualizzazione importante. Allora, noi siamo un'azienda alimentare sui generi, nel senso che normalmente le aziende alimentari producono il prodotto, lo stoccano e poi lo distribuiscono. Quindi hanno tutto il tempo, quando fanno il controllo, di aspettare l'esito dell'analisi e poi rilasciare il lotto una volta che i controlli sono a posto. Il nostro prodotto invece va in continuo, quindi nel momento in cui io faccio il prelievo avrò la risposta dell'analisi dopo che la gente ha bevuto l'acqua. Che cosa garantisce che quest'acqua è comunque buona indipendentemente da quello che io misuro in laboratorio? Lo garantisce il controllo di processo. Abbiamo fortemente investito nella tecnologia, abbiamo un sistema di supervisione e una serie di dispositivi di monitoraggio di vari parametri di funzionamento e di qualità dell'acqua in linea che ci garantiscono un controllo in continuo di quello che sta succedendo negli impianti e lungo le reti. Misuriamo la pressione per dare un'idea, regolare il funzionamento delle pompe e poi misuriamo anche parametri che per noi sono indicatori di eventuali problematiche, che sono ad esempio la torbidità, la sorbanza, il cloro residuo, la conducibilità e che ci danno quindi un segnale perché impostiamo dei valori soglia di allerta collegati al sistema di supervisione che ci danno un segnale nel momento in cui abbiamo una variazione o un superamento di valori soglia impostati. Ecco, quindi quando io arrivo ad attestare la qualità dell'acqua con le analisi di laboratorio, arrivo a mettere il bollino su un'attività che i colleghi della gestione sanno già essere conforme. Insomma, tutto molto chiaro, adesso però è il momento di prendere carta e penna perché è arrivato appunto il momento di dare un po' di indicazioni, di consigli all'utente e dunque, insomma, dottoressa, cosa possiamo dire a chi appunto usufruisce di questo servizio? Quali consigli utili? Allora, un paio di consigli utili proprio nell'utilizzo dell'acqua e alcuni generali. Anzitutto noi garantiamo la qualità dell'acqua fino al nostro punto di consegna che è il contatore di casa vostra. Ecco, anche la rete interna ha la sua importanza, quindi una corretta manutenzione della rete interna è importante per garantire che l'acqua al rubinetto rispetti tutti i requisiti di cui abbiamo parlato prima. Quindi pulire periodicamente i frangigetti oppure dopo che si è stati via per un lungo tempo, quando si arriva a casa lascia scorrere un po' l'acqua, che non vuol dire, perché è anche molto importante il risparmio idrico, di lasciarla correre a perdere. Uno può lasciarla correre per riempire il secchio con cui poi lava per terra piuttosto che per darla in giardino. L'acqua che innaffia, esatto. Però effettivamente prima di usarlo a scopo potabile, penso ad esempio alle seconde case del territorio dell'altopiano, non restano chiuse per mesi, quando si va è buona cosa prima di utilizzarla, oppure utilizzarla intanto per farsi la doccia, per lo sciacquone del bagno e poi utilizzarla per far da mangiare fondamentalmente. Ecco. Poi l'acqua che noi eroghiamo deve essere organoletticamente buona e deve avere alcuni requisiti, no? Deve essere trasparente, deve essere d'odore, incolore, insapore. E, ecco, importante, se vedete l'acqua torbida, quindi un'alterazione, questa è l'alterazione più evidente, insomma, lascia scorrere l'acqua prima di consumarla e verificare se questo problema perdura. Potrebbe essere dovuto a un problema della rete interna, potrebbe essere dovuto a dei lavori che noi abbiamo fatto lungo la rete. Ecco, se perdura, chiamare il numero verde e avvisare. Altri consigli che possiamo dare, ci tengo alla tutela dell'ambiente perché è fondamentale, no? Noi facciamo tutta questa attività di gestione, però il bene primario lo prendiamo dall'ambiente, quindi è importante che ciascuno di noi faccia la sua parte per garantire la qualità dell'acqua. Ci tengo molto all'educazione ambientale che parte dal singolo cittadino, no?
l'attenzione alla gestione degli scarichi, la gestione dei rifiuti, anche una piccola batteria, qualcosa che magari uno in modo non consapevole pensa che non possa creare problemi, poi arriva a contaminare un bene prezioso per tutti. Ecco, quindi ci tengo molto a dire che la qualità dell'acqua che noi eroghiamo parte da ciascuno di noi e dall'attenzione che ciascuno di noi mette nell'ambiente. E a questo punto direi che non ci resta appunto che seguire i consigli che ci ha dato la dottoressa Barbara Lovisetto, responsabile del laboratorio di Etra, che ringraziamo per essere stata nostra ospite, ringraziamo soprattutto per essere stata così esaustiva, precisa e per averci fatto chiarezza in tutto quello che è il mondo appunto del monitoraggio e della garanzia della qualità dell'acqua che noi quotidianamente insomma, beviamo oppure utilizziamo a casa nostra. Grazie dottoressa. Grazie a voi per l'invito. L'appuntamento con voi invece è alla prossima puntata di Linea Diretta, quindi un'occasione nuova, un'occasione in più per conoscere meglio il nostro territorio. Grazie.